Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Grazie, scusi, tornerò. Prego, grazie, scusi, tornerò. Sono tornato. Benvenuti, benvenuti. Allora, iniziamo questa nuova avventura. Voglio ringraziare subito, dopo mi dimentico e non è giusto questo, voglio ringraziare Teleeuropa Network, gli editori naturalmente, il direttore Attilio Sabato, la responsabile dei programmi, quella bellissima donna che è Carmela Formoso, e poi il grande regista Luca Achito, grazie. E naturalmente ringrazio i cameraman, no? Allora, è una trasmissione un po', spero di dare un po' di spensieratezza, diciamo, no? Un po' di serenità, chi mi conosce lo sa, sono un po' giullare, voglio essere giullare di questa vita e quindi sarà una trasmissione molto viva e insieme a me in questo viaggio ci saranno gli opinionisti, ne manca una, Simona Miceli, perché purtroppo ha una febbre da cavallo e quindi è a casa, però la prossima puntata sarà con noi e inizio con loro e inizio con un grande professionista, un uomo molto conosciuto in città e non solo, onorato di essere suo amico, il dottor medico estetico, dimenticavo, medico estetico, il dottor Peppino Spizzirri, eccolo qua, come stai? Bene, grazie. Benvenuto, Grazie. Benvenuto, accomodati. Una donna, un'artista, lei vedrete ci saranno delle sorprese con lei. Lei è Francesca Florio, eccola, benvenuta, come stai? Bene. Mua, 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 mua. E adesso un'altra donna, grande donna, avvocato penalista, pentita. Eccola, Gemma Altimari. Un look unico. Ciao. Come stai? Accomodati. Prego, scusi, tornerò. E gli ospiti, abbiamo anche gli ospiti, no? Gli ospiti ve li presento subito. Lui è un giovane attore, regista, calabrese cosentino, però molto conosciuto in Italia, è Ciccio Aiello. Eccolo qua, Ciccio, come stai? Bene, accomodati. Un'altra eccellenza di questa terra, io delle volte mi guardo in TV, sono un narciso. E lui è un giornalista, e che giornalista, ne parleremo insieme, parlerà di lui, calabrese, lui abita in una zona di mare. Luigi Salsini, eccolo. Benvenuto Luigi, ciao. Grazie. Come stai? Tutto bene. Accomodati. Eccomi qua, io scappo un attimo che mi prendo il mio sgabellino. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Vi presento innanzitutto gli ospiti, voi siete microfonati. Luigi, come va? Come va Luigi? Tutto bene, grazie, Tutto bene. Onorato di partecipare in una tua trasmissione. Grazie a te. Senti, sei rientrato da dove? I giri sono stati diversi, come hai potuto vedere anche abbiamo girato un po' l'Europa, su e giù per l'Italia, per valorizzare quella che è la nostra Calabria, diciamo così. Lo so. Da giornalista e presidente di Fare Calabria, la nostra associazione. Presidente Fare Calabria. Quindi facciamo, no? Facciamo tanto, no? E tu, Ciccio,
Quest'anno diciamo che Roma è diventata la mia seconda casa, quindi sto facendo su e giù da Roma e adesso sono qui, insomma starò per un po', mi dividerò tra Roma e Cosenza, sto lavorando contemporaneamente a 2 progetti diversi. Tanto parleremo. Sì, sì. Iniziamo dagli opinionisti, ti inizio a far conoscere un po' loro. Francesca Florio, come stai? Buonasera, bene, Buonasera, bene, tu, bene. tutto bene? Sì, poi con tutto questo colore si sta Grazie, per adesso forza bene. spero che la scenografia è un po' bizzarra, un po' particolare, poi vi farò vedere quest'opera. Tu, i tuoi progetti, tu c'è un progetto? In questo periodo ce n'è più di uno, però il primo che mi viene in mente, che è molto carino, che sto seguendo da qualche mese, è questo laboratorio teatrale che per la prima volta unisce la parte teatrale con la scrittura creativa e io ovviamente mi occupo proprio dello sviluppo della parola all'interno di questo. Tu la sei chiamo grafologa. cucina. Sono grafologa. Ma che bello, sono grafologa dopo scopriremo le personalità. anche se in tribunale noi possiamo rimanere solo sull'analisi del segno grafico, ma nelle stanze segrete poi ci raccontiamo anche la personalità. De Baltimare con le paillette, alle paillette, come stai? Bene. Tutto bene? Tutto bene. Tutto tutto bene, tutto sì. bene. Allora, io ho detto avvocato, penalista, pentita, è vero, no? Assai. Assai. Pentita assai, annoiata, più che pentita, annoiata. Vabbè, tu hai una grande creatività, una grande fantasia. Sì, è quella la strada dal look giusta. non sembra. Ma No, lei perché sono è una così grande minimalista. cuoca. È una grande cuoca poi. Io cucino. Tu cucini? Sì. Tu hai un blog di cucina che si chiama Cucuzza Longa, tutto Carino. attaccato. Tutto Anzi, attaccato. l'eleganza della Cucuzza Longa. Anzi, l'eleganza della Cucuzza Longa, Sì. quando ne parleremo, E lì- porterà delle cose sue fatte, mangeremo in diretta, faremo tante cose. Ricordatevi che è domenica, quindi dobbiamo mangiare infatti, qualcosa. infatti no? anche noi cominciamo a sentire i morsacchiotti della fame. Vabbè, io sul blog cucinicchio in Cosentino e sfotticchio. Bene. Peppino Spizzirri, parliamo di estetica, come stai Peppino? Innanzitutto senza paillette e io mangio quello che lei cucina. Ah sì, senza paillette. mi onoro di essere invitato a casa Senti, di lei e del marito. Peppino come va? Si tira, Bene, la gente bene, si tira, bene. tira la gente. Si tira la medicina estetica, si tira di meno rispetto al passato perché la filosofia è cambiata, è diversa, adesso bisogna essere naturali, bisogna saper invecchiare accettando il proprio modo di essere e portando delle piccole correzioni. E quindi c'è possibilità che nessuno adesso si tira più? No, si tira ancora, nei casi estremi si tira ancora quando la medicina estetica non può essere di aiuto. No, ti prego, non è possibile. No, scherzo. Si possono fare tante cose, ma con moderazione. Perché dopo ti faccio vedere una cosa. Allora, prima di iniziare a intervistare gli ospiti, io per favore inquadrate queste opere d'arte. Veramente devo ringraziarla perché sono imbarazzatissimo, perché ho scritto i 6 quadri a supporto della scenografia sono stati realizzati da lei architetta, ma è una creativa, è un'artista bravissima, Fiorentina Giannotta, mi ha scritto questo, che ha inteso omaggiare, questo è scritto da lei, con questo tribute a Claudio Greco. Quindi se volete approfondire vi invito a visitare il sito www.fiorentinagiannotta.com. Sono veramente grazie di cuore. E iniziamo subito. Inizio anche perché per te c'è un video. Bene. Il tuo prossimo impegno, diciamo, tu mi dicevi che sarai a Napoli. Sì, sono a Napoli con il Teatro dell'Acquario perché da un po' di anni che giriamo con il Piccolo Principe, che gira nel circuito del teatro per ragazzi. È una regia di Dora Ricca, è una cosa che facciamo da un po' di tempo ormai, che continua comunque. Sì. Dora, oltre ad essere la regista, tu l'hai visto già? Ricordo proprio di aver sbirciato le prove e di aver ho gustato proprio la nascita della messa in scena, quindi è uno spettacolo di già Il Piccolo Principe è poesia pura.
però vederlo poi trasformarsi sul palco di un teatro ha un sapore ancora diverso. Loro sono stati molto bravi e Ciccio è bravissimo in questo senso. Immagino. È una bella responsabilità. Però adesso facciamo vedere un video tuo che il titolo è Confessioni di un masochista. Confessione di un masochista. Vediamolo, Luca. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Ora hai capito? Se vuoi un po' di cui realizzare i tuoi desideri, allora devi metterci del tuo. Devi sacrificarti. Sì, sacrificarsi. Ah sì, infatti. E allora? Prima del passo, ginocchia a testa e retta. Non vale da nessuna parte. Sì, sacrificarsi. Che bella cosa. Basta con i piaceri effimeri. Basta con i capricci. Dobbiamo cambiare la realtà. È un nostro dovere. Quei bip erano incredibilmente alti. Fino a 150 decibel. Ed è sicuro che non è poco. Non è uno scherzo. Se l'erano pensata bene. Alla fine ora non mi ricordo che sono quello là. Alcuni sono svenuti, alcuni sono andati e sono andati a casa. E poi c'è stata la polacca. C'è di qualcosa. La concorrente polacca si è alzata tutta la sedia all'improvviso e ha iniziato a urlare. Ha fatto proprio paura. E poi è partita di corsa, dritta proprio. Dritta verso la colonna. E ci si è scappolata. Ma complimenti. Bravo. Grazie. Bravo, no? Grazie. Bravo. Senti, ma tu facevi il masochista? Io sì, ero il signor M, quindi ero la voce narrante di questa anche storia. nella vita, no? No, del signor M mi è rimasto... Non sta mai comunque, ma... Ci deve ma essendo il teatro uno specchio, comunque il masochista è lo specchio di tutti quanti, siamo un po' masochisti. E ho scoperto la mia natura masochistica. Ma questo lavoro è prodotto dal teatro? Allora, è una coproduzione perché è in un progetto internazionale. La scrittura non era mia, è di questo autore di Praga, della Repubblica Ceca, si chiama Roman Sikora, e che ci siamo incontrati grazie al Festival di Primavera dei Teatri, che ha messo in piedi questo progetto che si chiama Europe Connection, che io ho partecipato alla prima annualità, quest'anno ci saranno altre 3 produzioni e poi mi ha aiutato Rosso Simona a mettere in piedi la produzione. Quando ritorneremo da te, io vi devo far conoscere un mio amico caro, molto carino, però deve stare zitto se non l'ammazzo. È amico pure mio. Come stai? Eccolo qua, botta di piombo. Botta di piombo, sei zitto! Avete capito? Ti devi zittire. Saluta il pubblico. Ciao. Ciao. Bene, mo zitto. Ciao. Ecco qua, Luigi, scusami. Allora. È stato un piacere, Luigi, conoscerlo, vero? Sì, sì, assolutamente. Ditelo però. Sono in sintonia. Sì, sono in sintonia. Sì, sì. Ha un nome, perché non lo so. Sì. Uncia. Oh. Poi Fazzo Il cognome è Uncia, nome, Fazzo. Ungia Fazzo. Okay. Uncia è lui, Fazzo deve arrivare nella prossima puntata oppure Fazzo. È in tournée. È in tournée, come dice il Gemma. Sì. Luigi, allora, lui è un grande giornalista, ragazzi, è un grande giornalista, complimenti veramente di cuore. Noi ci siamo conosciuti grazie, ti conoscevo come nome, però di persona non ci conoscevamo. Ci siamo conosciuti naturalmente tramite il web, no? Tramite Facebook, tramite Instagram, tramite queste cose qua. Sei in partenza, è vero? Sempre in partenza, dico anche questo, che per me questa scuola di giornalismo, di vita, nasce anche, si rafforza, no? Anche grazie all'esperienza con Teleuropa e con Attilio Sabato, che è stato, mi ha insegnato meglio e soprattutto questo mestiere. Poi dopodiché, come oggi, il mio impegno è soprattutto nel valorizzare quelle che sono le nostre eccellenze, le cose belle che abbiamo in Calabria, portandole fuori
viaggiando e raccontandole, soprattutto nell'enogastronomia. Però mi sono occupato a 360 gradi di informazione perché in effetti nella nostra regione non esiste solo l'enogastronomia, ma esiste tutto quello che può essere abbracciato dal settore dell'informazione. E poi devo essere sincero, mi sono innamorato molto dei territori e delle culture che noi abbiamo. Io sono di Marcellino, una frazione di Santa Maria del Cedro, dove nasce l'antica città di Laos, quindi questo legame con il cedro. Dove c'è il fiume Lao. C'è il fiume Lao, il fiume Abate Marco, che quindi diciamo, è collegato anche alla città di Cosenza, e quindi mi sono sempre più attaccato a questo discorso del territorio. Per questo motivo non riesco a stare fermo a casa. Quando ritorno dalle mie trasferte, Milano o altre destinazioni come Roma o altri territori, chiaramente mi giro in lungo e largo la Calabria. 2 giorni a Cosenza, poi riparto, poi Lamezia. Comunque tu collabori con varie testate giornalistiche. Sì, io ho una mia agenzia e copro diverse testate giornalistiche nazionali, diciamo più o meno tutte, tranne 2 così di quelle nazionali. Attualmente diciamo, collaboro un po' di più con diciamo, i producer che sono diciamo, il cuore della nostra informazione a 360 gradi, e poi nell'enogastronomia mi occupo di realizzare servizi per una rubrica importante della RAI, dove abbiamo raccontato la cipolla rossa di Tropea, al bergamotto, alla clementina, ai territori stessi, il cedro, il pane. Prossimamente in effetti la liquirizia, l'annona, non si ferma mai. Dove vado continuo a scoprire. L'annona che cos'è? L'annona è un frutto esotico che però ha preso piede anche nel Regino, e se ne fa un uso veramente importante. Anche nell'estetica credo che si usi l'annona. Aona. O no? No, l'annona no, però potremmo provare, insomma. Certo, ci sono tante altre cose che si utilizzano. Senti, fate qualche domanda a questi ospiti. Sicuramente vi posso dire questo, che l'annona potete già avere diciamo, modo di assaggiarla qui vicino a Rende, nel centro storico, dei cocktail all'annona. Allora dobbiamo andare alle 19. Tu la conosci l'annona? Senti, stai zitto. Senti, dimmi, volevi fare una domanda? No, io ero un po' curiosa di sapere quanto sei rimasto bimbo nel tuo mestiere, quanto la curiosità di bimbo è rimasta dentro di te. Sotto i pantaloni c'è il pannolone, lui, no? La mia professione nasce a 19 anni, questa qui, diciamo di giornalista, esco fuori dalla scuola d'arte. Mi sono subito attaccato al mezzo, la telecamera, avevo acquistato macchina fotografica e telecamera. Scusami, sai perché ti faccio questa domanda? Perché io ho questa perversione, immagino tutti da piccoli quando stavano decidendo di fare il proprio mestiere, e me li immagino piccoli fare quello che facevano da grandi, quindi ti immagino veramente col pannolone magari messo seduto col banchetto che no, non è stato così, però è bellissimo, è anche un riscatto di orgoglio. Un riscatto d'orgoglio per la nostra regione poter far valere quello che noi abbiamo a 360 gradi, dal teatro. Basta domande, fa una domanda a loro, vai James. A lui? No, a lui, vai. Posso intervistare, che dico io? A lui, stiamo intervistando a lui. E dobbiamo dobbiamo intervistare. Una domanda, per lui dopo io sono interessatissima, perché lui ha fatto il servizio sul pane di Cuti, ha fatto il servizio sul pane di Cerchiara, ora gli stiamo dando anche altre 2 o 3 ditte, il pane storto, della stella nascente di produzione Monica Florio. Insomma, tanti. E poi lo zafferano qui a Castiglione Cosentino, questo eccellente zafferano, ottimo. A me piace, cioè io da grande penso che vorrò fare, ma molto grande, insomma, diciamo
quando nasco di nuovo vorrò fare proprio cioè la cosa più bella è veramente l'approccio critico giornalistico agli alimenti, all'enogastronomia, è una cosa che mi fa impazzire. Quindi lo guardo, anzi ho visto che per esempio, ovviamente, che te lo dica a fare, a Milano ci sono veramente scuole bellissime per questa professione e condotte da nomi importanti dell'enogastronomia tipo Visentin, bellissimi, impazzirei per fare questa cosa, quindi tu ti diverti, no, noi siamo già completamente pazzi, quindi potremmo solo migliorare. Allora, si chiude mo, ci vediamo tra poco, c'è la pub, a dopo, ciao. La reclama è stata già detta, la pub. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Indovinate chi c'è insieme a me? Un uomo conosciutissimo, importantissimo dello show business e non solo italiano, ma posso dire che è mio amico da molti anni, una persona che non so come definirla perché magari è di parte, però vi posso dire che è una persona che ama la sua terra, la Calabria in particolare e la sua città, Cosenza. Lui gira il mondo e mi emoziona a dirlo, lui porta nel cuore la sua città. Una prova grande è stata quella di presentare in anteprima nazionale il suo libro, Nato con la camicia, vero Lucio? Mi sbaglio? Beh, sono nato sì con la camicia, Claudio, e tu lo sai molto bene perché la vita ci ha voluto bene, ci ha fatto fare delle salite, ma poi ci ha regalato anche dei momenti bellissimi, delle soddisfazioni straordinarie e ci ha regalato soprattutto la capacità di trasformare la difficoltà che ha un ragazzo che nasce in Calabria e gli succede una roba che gli cambierà il destino, però ti dà la possibilità di diventare un uomo, di avere coraggio. Ecco, ci ha dato il coraggio e i sogni, e noi sul coraggio e sui sogni abbiamo costruito tutto. Lucio è una persona di un'umanità, una sensibilità, il suo aspetto comunque un po' ti intimorisce, ma non è così, è vero Lucio? No, vabbè, ma io sono un gigante buono, sono un brutto orso, e però poi alla fine basta fargli 2 carezze a pelo, mai contropelo, e diventa una persona dolce, come tutti quanti noi probabilmente lo siamo. Grazie, in bocca al lupo, sarà comunque un grande successo. Grazie, viva il lupo, in bocca al lupo a te, e ti voglio vedere sempre così, il tuo sorriso vale tu non sai quanto, una Grazie fortuna. Che mi fai emozionare. Grazie. La conoscete tutti, donna bellissima, ma soprattutto una donna, una grande professionista, e io poco fa parlavo con lei, ho detto che tu prendi il cuore, ed è vero, complimenti, te lo dico con il cuore veramente, per quello che tu trasmetti agli italiani e non solo. Ti ringrazio, ma come ti dicevo dietro le quinte, io mi sento tra la gente, mi sento parte della gente e del pubblico che ci guarda. Con Lucio ho visto che hai un rapporto stupendo, presentato è una prima nazionale, no? Sì, Lucio molto legato, tu lo sai. Certo, Cosenza, la sua città. Fra l'altro non avevo mai visto questa parte di Cosenza, la Cosenza vecchia, che è veramente bella e secondo me dovrebbe essere ancora più amata, no? Perché è rivalutata, perché è veramente un posto magico. Arcangelo, intanto complimenti a te, perché tu sei un altro che rappresenta questa terra in un modo esemplare.
questo legame con Lucio è nato da 4 anni, 5 anni. Sì, è un legame d'amicizia, di stima reciproca, diciamo, non dobbiamo niente l'uno all'altro e quindi ci rispettiamo, ci vogliamo bene. Io sono stato molto onorato di aver potuto presentare questo volume, che è un volume bellissimo, introspettivo, struggente. In genere chi arriva ai livelli di successo di Lucio Presta tende a raccontarsi, a celebrarsi, invece Lucio si è scoperto, si rende davvero nudo in questo volume raccontando le sofferenze, le gioie e i dolori della sua vita con un coraggio, direi, culturale straordinario. Non lo dico perché sto parlando di Lucio Presta, lo dico perché ne sono convinto. È davvero un libro che va letto perché fa capire pure come dietro un uomo così importante o dietro uomini così importanti possano celarsi poi situazioni personali, difficili, macerazioni interiori. Ecco, questo è un libro secondo me da leggere perché è istruttivo da questo punto di vista. La felicità, dov'è la felicità, dov'è lui? Come bambini la felicità, non funziona più. Felicità, ti piace felicità? Eccoci qua, felicità. Bravo. Allora, Peppino, una domanda molto più piccante, no, una domanda, una curiosità. Allora, mi piace che tu parli con entusiasmo della Calabria, ma che cosa non ti piace di questo nostro territorio? Andando in giro e conoscendolo a fondo, cosa non apprezzi, cosa non ti piace? Non dire che ti piace tutto, perché non è vero. Non mi piacciono i nostri politici, la mancanza di orgoglio che c'è nel calabrese che sta in Calabria. Cioè quelli che stanno fuori sono grindosi, sono personaggi veri che stanno in ogni tavola, in ogni contesto e riescono a far valere il meglio che c'è del calabrese fuori. Lucio Presta ne è l'esempio, ma tanti altri, diciamo. Grandi. Poi spesso nei posti chiave fuori dalla Calabria troviamo calabresi. Scusami Gemma, tu come trovi il look del nostro giornalista? Un po' antico, direi. Io volevo passare proprio a questo. Volevo passare proprio a questo. Brava. Vado? Dico? Vai. Tu però mi vuoi sempre bene. Sempre bene. Giusto. E lo trovo anonimo. Si può dire anonimo? No, è politicamente corretto anonimo? No, politicamente non è politicamente. Ma io non sono politicamente corretta, quindi lui lo trovo anonimo, nel giusto mocassino, giusto abito, così non si è sforzato. Bene. No, ora vado avanti. No, ma no, non possiamo perché no, dopo, finiamo con lei. Ragazzi, i tempi sono molto stretti in televisione, dovete sapere, quindi se dovete essere pungenti, però molto più concrete, capito? Vai! Allora, andiamo a bombardare sempre lui. Andiamo. Sapere, hai mai pensato di tirare un bel pugno in faccia a qualcuno che ti ha rotto le scatole mentre lo stavi intervistando o mentre avevi a che fare con lui? Un bel pugno proprio sonoro. Chi mi conosce sa che mi litigo con tutti, quindi non è possibile. La più, diciamo così, antipatica è stata Rosy Bindi. Il più simpatico nel panorama, a cui ho anche dato una comunicazione, è stato Giuseppe Scopelliti, diciamo così. Gli diedi io la notizia che era lui ufficialmente candidato, c'è una registrazione che lo dimostra, ma poi in generale tutti simpatici. La Bindi meno simpatica. La Bindi. Giù. Ma strano. Tu la conosci la Bindi? La conosci la Bindi, non la... No, come si chiama quello che cucina tutto? Il Bambi, come si chiama? Bimbi. Il Bimbi. La Bindi e la bimba, non Orrore. Allora, cosa dici di Ecco, dove comincio? Da dove vuoi? Allora. Dimmi. Sto taglio alla Gallo di Fasano
è veramente terribile. No, perché non saresti manco brutto. Non sarei però neanche fai brutta. di tutto per esserlo. Ma sì, perché e la ci bruttezza riesci, è e ci riesci. Ok, ma che carino. Incanta e porta a casa. Peppino, tu per lui una domanda? No, io invece volevo dire che mi piacciono molto perché sono molto diversi, però sono belli, tra virgolette, non solo in senso estetico, perché attraverso lo sguardo, attraverso il modo di parlare esprimono un sentimento, esprimono una passione, questo mi piace molto, insomma. Quindi al di là di quello che può piacere o non piacere esteticamente o nel look, mi piacciono molto. Guarda, siccome questa è la prima puntata, no? Quindi vengo da voi, è la prima puntata, quindi è un po'... Madonna, una toccara, come si dice. Allora, voglio, esprimete voi qualcosa, un vostro giudizio su questi signori opinionisti che attaccano delle mettere così. Non era nei patti, ha capito? Quindi vai, quindi possiamo... Cosa pensi di lei? Ha detto che è anonimo. Sì. Non dare me, guarda. E dico, ha detto che era anonimo lei, ma cioè voglio dire, è uno scontro che non ci può essere qua, perché tu sicuramente non potrai essere anonima da nessuna parte in questo modo. No, ma non voglio dire che non è un valore. Come io non ho preso, secondo me la bruttezza può essere pure un valore. Sono cresciuto col punk, con l'heavy metal, quindi la bruttezza per me non è. Cioè, basta che hai notato che mi va bene. E Peppino? Peppino è elegante, cioè da grande vorrei vestirmi come Peppino. Da grande. Francesca? Francesca sta bene, dai. Sta bene, ok, è carino, sta molto carino. bene. Il giornalista invece che ti ha detto che sei anonimo. Allora, loro due, lei è frizzante, lui diciamo è della nostra squadra, lei è un po' ingessata, diciamo così, però lei è un po' ingessata. Ah, guarda, il psicologo. Però quando toglie il gesso c'è da spaventare. Meno male. Vi faccio vedere una cosa, possiamo fare, io faccio un giro. Che faccio? Fallo dormire un po' però. Allora, dormi un pochino. Francesco Cicciadamo, insieme a Luca Chito che mette la musica, lo ringrazio. Cioè, mettiamo un pezzetto di quelli che sei tu, voglio far vedere quest'opera da vicino, un'inquadratura, qua sembra rifatta, ecco. Tu dici che l'estetica, caro Peppino, guarda qua. Qui guardando. Bellissimo, però. Claudio, guardando un po' le. Please Claudio. Poi vale tutto, ma quando è carino. Qua sembra lei, la regina Elisabetta, non lo so, Maria Stuardo, è più Maria Stuardo. Comprali. Qua chi sono? Un vescovo, Gemma. Monaco con due cuori, una capanna sotto il cielo, non lo vedi? Poi qua guarda, questo è carino, incurabile e romantico Claudio, ma è carina, ma grazie Fiorenza Giannotta, grazie, guardate questo, col garofano rosso. Claudio, ma tu sei romantico? Molto, no, io sono romanticissimo, lo so che sei romantico. tu mi conosci, qua vedi il cuore, qua mi ricorda, non lo so, mi ricorda un po', somiglia un po' a un personaggio molto conosciuto non solo in Italia, nel mondo, un qualcosa del Berlusconi. C'è un tocco di tinta, c'è un tocco di tinta. C'è un po' di tinta, questa tinta non mi è venuta bene, però è bellissima. Poi questa scenografia che sembra pubblico, ho voluto dare questa cosa qua con il pubblico, però c'è dell'altro dietro, guardate attentamente perché c'è dell'altro dietro. Allora, iniziamo di nuovo. Peppino, dai un consiglio molto stretto ai telespettatori. Un consiglio per l'estate, diciamo, come si devono preparare, ma non allora, solo le donne, è troppo scontato. No, vabbè, facciamo gli uomini solamente. Ok, no, ma in realtà poi è la stessa cosa, insomma,
a tutti quanti credo piace andare in vacanza, stare al sole, così. Quindi la cosa importante da fare è utilizzare delle protezioni solari adeguate che ci proteggono proprio perché evitano per esempio le ustioni quando noi siamo molto esposti al sole, sul lettino, magari ci addormentiamo, quindi le protezioni solari da mettere prima di andare al sole, da mettere durante l'esposizione e dopo il bagno. E poi creme idratanti, assumere per esempio un mese prima dell'esposizione definitiva del beta-carotene, delle compresse di beta-carotene che preparano ad abbronzarsi di più, perché l'abbronzatura in realtà è una protezione della nostra pelle contro i danni provocati dal sole. Senti, bere tanta acqua, le solite cose. Senti, ma io siccome metto olio a morire, no? D'oliva addosso. No. Questi rimedi della nonna non sempre sono utili. No. La cosmetica è piena di prodotti. Ma io mi voglio sentire extravergine. Questo voglio fare. Dovrebbero inventare un nuovo olio forse. Sì, io mi metto l'olio e mi sento è tiroso di al sole. No, per carità. D'oliva della pianura di Sibari, però, che sono buonissimi. Allora, Gemma, tu ci conosciamo molto bene. Nella tua cultura culinaria, diciamo così, tu hai rivalutato, no? Gli antichi piatti proprio calabresi, ma soprattutto cosentini, è vero? Sì. Io mangio la pasta al forno col brodo! Ma capite la pasta al forno col brodo che è buonissima? È una lasagna, sì. È una lasagna, un piatto di antica tradizione cosentina ed è molto buono. Ancora può essere mangiato, fa ancora fresco. Poi oggi è domenica, a casa mia è così, ma poi oggi è domenica, è un bel pranzo per la domenica, magari non faranno in tempo coloro che ci seguono. Da morire, oggi facciamo il ragù, hai fatto il ragù oggi? Sì. Ah, lo mangiamo dopo mangiamo il ragù perché noi siamo... La domenica dedichiamo un profumo, dedichiamo un profumo. La domenica è del pane e sugo poi, no? Ma la domenica è del ragù, uno si sveglia la mattina e deve sentire il profumo del ragù. E invece tu grafologa. Sì, però cucino anche. Ma tu ingrafisci, cosa fai? Ingravidisci? Dici delle cose terribili. Ma mi vengono delle cose così carine, no? Non lo so. Guarda, allora ti posso... Tu devi essere una grande psicologa perché tu guardi una persona e capisci subito il soggetto, è vero? Poi soprattutto quelli che ti dicono appena si accomodano: no, ma io posso tranquillamente rilasciare qualsiasi scritto, sono assolutamente colpevoli, questo lo posso dire proprio con certezza. Guarda. E poi nelle lettere anonime succedono delle cose incredibili. È vero, no? È vero. Senti, tu abiti in una zona che è molto cara a me, come a tutti i calabresi, e non solo perché c'è un turismo molto, no? E poi c'è quest'angolo di terra benedetta da Dio, è vero? Cosa cresce? Già sono stati dicendo da poco! In tutta la Riviera dei Cedri è risaputo che nasce il cedro, queste cedriere sono molto importanti perché questo frutto nasce solo in questo territorio. Si è ristretta, diciamo, la zona in alcuni comuni, principalmente Santa Maria del Cedro, Orso Marso, Scalea. Questi sono i territori dove il cedro nasce ed è importantissimo soprattutto per le comunità ebraiche, perché... Tu hai incontrato gli ebrei, no? Sì, assolutamente gli ebrei. Ma loro, io so che il cedro, per loro soprattutto, deve essere perfetto, senza macchie, è vero? È vero, sì, in effetti c'è una selezione molto ma molto attenta. Addirittura viene utilizzata la lente di ingrandimento per vedere se ci sono delle imperfezioni o cose che non vanno bene. Il cedro viene utilizzato per la festa più importante delle 3 feste che la comunità ebraica celebra durante l'anno, ed è questa di Sukkot. Cambia di anno in anno secondo, diciamo, il calendario. Ma scusa, mi dico, perché proprio il cedro, gli ebrei vengono a Santa Maria del Cedro? Per il cedro, ma perché il cedro è stato indicato da Dio come... Sì, no, dico, ma da loro in Libano
ci sono le piantagioni di cedro? No, il cedro c'è anche in Marocco, in altre aree, c'è il cedro perché questo cedro è unico al mondo, rispetto diciamo al cedro anche della costiera amalfitana. È caduto a me, io dopo vi dico che sono ingioiellatissima con diamanti brillanti, però non devono prendere l'acqua. Che se ne va tutto il dorato. Ma c'è una parure bellissima. Sì, mi mancano gli orecchini e il girocollo, diciamo. La prossima volta sì. Comunque è vero. Quindi c'è questo cedro che è unico, davvero unico al mondo, deve essere grande, la particolarità è che il cedro è uno dei 4 elementi dell'ULAB, che è la palma, il mirto, il salice e il cedro, che deve essere grande quanto il palmo di una mano, formano l'ULAB, che viene agitato sotto la capanna. La capanna è diciamo, il simbolo dell'esodo, della scacciata degli ebrei dall'Egitto, e quindi diciamo, ogni anno, nel periodo da settembre-ottobre, cambia di anno in anno, ogni ebreo deve avere questo cedro. I nostri cedri sono i perfetti, quelli più belli al mondo, per questo fanno il giro del mondo. Ma che bello, complimenti. Voglio dire solo questo. Sì. Abbiamo anche questo, c'è ad esempio la clementina, i nostri agrumi sono pregiudicati nel mercato estero perché non possono arrivare lì, ad esempio in Russia dove ci sono le sanzioni contro Mosca, però il nostro cedro riesce ad andare oltre questi confini. Il cedro sì, mandarine, arance no. Perché il cedro è utilizzato per scopi religiosi, no? E quindi il nostro cedro calabrese viene ricercato da questi ebrei che nel periodo di giugno-luglio arrivano nella Riviera dei Cedri, diciamo, fanno questa ricerca delle cedriere. Giugno-luglio termina ad agosto, per poi diciamo, spedire tutto questo cedro a New York, in tutte le parti del mondo. Ho capito. Il tuo primo debutto è stato nel 2003? Nel 2003? Sì, con Max Mazzotta al Libero Teatro, al Castello. E infatti là ci eravamo conosciuti nella prima volta con Max, grazie a Max. Sì. Ed era all'università ci siamo conosciuti, sì. È vero. Sì. È stato un po' dopo il mio primo debutto, sì, di un lavoro su Pulcinella, tratto dalle 2 Pulcinella di Edoardo De Filippo. Invece il primo lavoro che ha fatto con lui era uno studio su Shakespeare, su Re Lear, Sogno notti inestati messi insieme, shakerati, ed era venuto fuori. Eri un bambino? No, un bambino no. Eri un bambino, eri giovanissimo, no Gemma? 22 anni, 23 anni. L'avevo tolto da poco il pannolone quando ho cominciato a lavorare. Sì. Metti un po' di musica, alza un po' di musica, Francesco Cicciarano. Che musica? Ti piace la musica? A te forse non piace questo tipo di musica? No, a te piace Santini, questa bella, no? Però le feste ci vado lo stesso, dai, ci vado, non faccio lo snob. Certo, no, assolutamente. Allora, noi siamo quasi in chiusura, siamo in chiusura, 2 minuti mancano, quindi io volevo dire una cosa, intanto volevo ringraziare gli ospiti soprattutto, Luigi. Grazie a te. E Ciccio, e poi devo ringraziare sia per me che per loro, soprattutto magari io faccio show ogni tanto in TV. Però devo ringraziare gli opinionisti perché, capite, c'è la prima puntata, quindi possiamo migliorare, certo, miglioreremo. È vero che miglioreremo. Saremo chiusi qui per una settimana fino alla prossima. Seguiamo le trasmissioni televisive, impariamo. Faremo i bravi. D'Urso. Certo. Dursiamo no, anche perché non possiamo Dursiamo. fare diversamente dappertutto, quindi dursiamo. Quindi devo ringraziare loro, Gemma Altimari, Peppino Pizzirri, Francesca Florio, Simona Miceli, grande artista, e poi vi dirò, c'è tanto da raccontare perché ci sarà un grande debutto adesso, partirà proprio dalla Calabria, partirà da Cosenza, questa commedia teatrale, è fatta commedia, no? È musica, 36 musicisti hanno interpretato con attrici, attori, no? Dal testo di Fabrizio De André, Bocca di Rosa, e loro hanno avuto già il contatto con Dorichetti, con il figlio di De André,
Ci sarà un servizio su Rai 1 al programma di Mollì che è stato registrato. Io in piccolo ne faccio parte perché ho fatto qualche costume e quindi quando ci sarà Simona vi dirà tutto Simona. Quindi vi ringraziamo. Uncia vi ringrazia pure. Di grazia? Di grazia. Grazie al pubblico. Bene. E ci vedremo la prossima. La prossima settimana, è vero? Ma non solo con chi? No, viene in compagnia. Uncia c'è adesso, poi arriva Fazzo. Ma Fazzo quando arriva? Quando arriva Fazzo? Non lo so, tu lo devi sapere. Bene, allora, chiudiamo così un po' di musica, via! Grazie per tutto, grazie agli ospiti, grazie agli opinionisti. Ci vedremo la prossima domenica, andrà in onda, ricordatevi, domenica alle 15 e alle 23, poi durante la settimana qualcosa ci sarà, va bene? Grazie di cuore, grazie, alla prossima puntata. Innamorata, sì, ma dimmi che, ma che non c'era, era in cordigliera da mattina a sera. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Grazie, scusi, tornerò.